Parliamo della festa dell'Addolorata, in atto già da qualche giorno in svolgimento, ma ci sono ancora delle novità. Ecco, ogni anno il 15 di settembre ricorre la festa della Beata Maria Vergine Addolorata. È cosa, diciamo così, diversa dal Venerdì Santo. Qui è un momento celebrativo in onore appunto della Vergine Madre Addolorata. E da diversi anni, inizialmente almeno 15 anni fa, i confrati, le consorelle e il rettore del santuario, che allora non ero io, hanno promosso la semplice processione della Beata Maria Vergine Addolorata. Col corso degli anni si è voluto incrementare questi festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria Addolorata. Quest'anno ci saranno delle buone novità. Ecco, oltre che per una settimana intera ci sarà la Santa Messa come ogni anno, preceduta dal Santo Rosario, in questo santuario dedicato alla Vergine Addolorata. Specialmente negli ultimi giorni, mercoledì 11 ci sarà un momento di fraternità con tutta la confraternita dopo la Santa Messa, preceduta da un momento di assemblea della confraternita stessa, con un momento di fraternità conviviale qui nel sacrato del santuario, nel sacrato alto del santuario. Il venerdì faremo l'adorazione eucaristica con Maria ai piedi della croce, ringraziando appunto il Signore e la Vergine Maria Addolorata, e soprattutto il giorno 14 sarà un momento importante perché avremo innanzitutto una breve processione della Madonna verso la chiesa di Santa Croce, dove celebreremo la messa dell'esaltazione della Santa Croce insieme alla parrocchia di San Francesco di Paola di Agrigento. Poi alle ore 21 ci sarà uno spettacolo di un galà mariano, promosso da Pippo Calandrino come regista, collaborato ovviamente da altre persone, con la partecipazione del coro diocesano, del coro Santa Teresa di Lisè di Portempedocle, della banda intercomunale diretta dal maestro Carmelo Mancione, e sarà uno spettacolo tutto dedicato a Maria, con canti, brani di prosa, poesie, preghiere anche di papi. Tutto questo spettacolo in onore della Madonna, intitolato dell'Aurora, si celebrerà il 14 sera alle ore 21 al piazzale Santa Croce. Lì abbiamo allestito un palco, le luci naturalmente che ci vogliono per l'illuminazione necessaria, e ci sarà questo spettacolo mariano, la partecipazione del coro diocesano, la partecipazione del coro Santa Teresa di Lisieux di Portempedocle, della banda musicale intercomunale diretta dal maestro Mangione, un vero momento di spettacolo e direi anche di preghiera, a cui invitiamo la popolazione a partecipare, a rendersi presente per rendere forte la nostra devozione e il nostro affetto alla Madonna Addolorata. Infine il 15 pomeriggio, che è domenica, è il giorno dedicato alla Madonna Addolorata, alle ore 18 ci sarà la Santa Messa nel piazzale del santuario e poi la processione breve, per la verità, via Garibaldi, via Porta di Mare, fino alla piazzale di San Giuseppe, e poi fare il rientro qui in chiesa. La messa sarà animata dal coro Magnificat, mentre durante la processione il coro di Santa Cecilia allieterà la processione con 2 canti dedicati alla Madonna Addolorata.